Ma allora, intanto ringrazio il sindaco che mi ha chiamato lui, ma insomma so che parlava a nome di entrambi, e ringrazio anche per aver fatto coincidere l'orario, perché stamattina non riuscivo e quindi so che appunto è stato condiviso l'orario, perché ci tenevo a essere presente. Ieri ero a Roma con Fabrizio Curcio, capo dipartimento, e i colleghi delle altre regioni, e ancora una volta ne viene fuori che l'Italia è bella ma è molto diversa da una zona all'altra, e oggi si smentisce anche quello che diceva ieri il capo dipartimento, che l'età media è alta e c'è una forte preoccupazione sul fatto che non ci sono più volontari. Qui oggi si smentisce questa cosa, no? Quindi vuol dire che ancora una volta il Veneto si distingue dagli altri, non che ve ne fosse bisogno, perché siamo la regione che ha il più alto numero di volontari rispetto agli abitanti, ci supera in assoluto solo la Lombardia, di poco, ma ovviamente la Lombardia ha il doppio di abitanti rispetto al Veneto. Questo vuol dire che lo spirito di solidarietà, che ne dica qualcuno, in Veneto è più radicato che nelle altre parti d'Italia, e questo ce lo dobbiamo dire noi, perché di sicuro non ce lo dice qualcun altro, anzi veniamo dipinti in maniera diversa troppo spesso. Scusate, ma qualche sassolino dalla scarpa bisogna toglierselo anche. E allora anche ieri quando parla il Veneto gli altri ascoltano. Questa è la verità nell'ambito della protezione civile. Siamo diventati, grazie a voi, un riferimento nazionale su un sistema di protezione civile che non ha uguali al mondo, perché il sistema della protezione civile nazionale è invidiato da tutto il mondo, e se il Veneto è un'eccellenza in questa eccellenza vuol dire che siamo i migliori del mondo. Questo è un dato oggettivo, lo ha riconosciuto anche l'Europa recentemente, lo ha ribadito il Presidente della Repubblica quando venne a Belluno il 12 marzo 2019 dopo Vaia, dicendo che il Veneto ha dato una lezione di protezione civile a tutta l'Italia, e questo è stato grazie a voi. Per cui il mio ringraziamento è rivolto a voi che rendete possibile tutto questo e che avete reso possibile e vi siete distinti, e qui lo dico, non lo posso dire in maniera, quando esco dai confini del Veneto, se no poi dopo vengono fuori le polemiche, è brutto fare i confronti con le altre regioni, ma abbiamo dimostrato di essere un'eccellenza anche sul Covid. Perché? Come sistema di protezione civile, perché intanto sono state regalate alla collettività 380.000 giornate di lavoro gratuitamente, e nessuna regione ha questi numeri, neanche la Lombardia che ha il doppio di abitanti, e questo è un dato oggettivo. Per fare cosa? Per fare alcune attività che sono state descritte, ma anche altre attività che magari sono passate totalmente sotto traccia. Faccio l'esempio della riapertura di 6 ospedali. Quando la sanità ci ha chiesto, oltre a tutto il supporto logistico, perché i nostri magazzini hanno lavorato giorno e notte, è stato anche ricordato, per consegnare il materiale, non solo le mascherine ai cittadini, ma il materiale sanitario. Noi consegnavamo agli ospedali i camici, consegnavamo agli ospedali i respiratori, consegnavamo agli ospedali i letti, consegnavamo tutto il materiale sanitario. Ma oltre a questo la sanità a un certo momento, come in tutte le regioni, ha alzato bandiera bianca perché servono più posti letto. In altre regioni hanno fatto la scelta di realizzare ospedali nelle fiere, nei capannoni, eccetera. E quando è venuta fuori questa cosa, anche il nostro presidente mi ha detto: guarda che ho trovato un imprenditore che mi dà il capannone. E ho detto: Luca, io non sono d'accordo, sembra sempre male a dire che il capo non sei d'accordo, però gli ho dato l'alternativa, gli ho detto: secondo me riapriamo gli ospedali chiusi, perché ci mettiamo meno, perché costa meno, perché comunque riusciamo a dare una risposta più tempestiva ai cittadini. E lui ovviamente mi ha detto: sì, va tranquillo, se sei convinto che funziona così, che va bene così, vai, carta bianca. E nel giro di 3 settimane sono stati riaperti 6 ospedali, uno di questi è quello di Valdobbiadene, a tempo di record, mentre gli altri ancora stavano tirando le misure sui capannoni e sulle fiere. Stati riaperti, messi a disposizione 940 posti letto alla sanità, e sono stati anche utilizzati in gran parte, e quindi c'è stata la fase di riapertura degli ospedali, ma anche di presidio degli ospedali, perché alcuni ospedali erano chiusi perché non erano a norma. Ci siamo fatti fare la deroga, ma dove non c'era la prevenzione incendi ci hanno imposto l'obbligo di avere le squadre di sicurezza, che sono state coperte anche dei volontari dell'antincendio boschivo. E tutto questo è costato zero alla collettività. Questo è il dato oggettivo. È un tema che è passato sotto traccia, che non abbiamo voluto, come dire ad alta voce,
sia perché la protezione civile di solito è abituata a fare piuttosto che a dire, ma anche perché poi dopo qualcuno avrebbe cavalcato le polemiche di confronti con altre regioni e non ne avevamo assolutamente bisogno. Però fra di noi io ritengo doveroso sottolinearlo e segnalarlo, come è stato detto, no? Io, a differenza dei miei colleghi delle altre regioni, ho il problema opposto: quando c'è un'emergenza nazionale passo le giornate al telefono a dire state fermi. Loro devono sollecitare la partenza, io dico ste buoni perché in questo momento non serve. E questo mi rende orgoglioso di rappresentare una realtà come questa, perché è una realtà, ripeto, che non ha uguali in Italia e di conseguenza neanche al mondo, per i motivi che dicevo prima. Per cui veramente io vi ringrazio, perché siete un presidio fondamentale. I sindaci possono essere contenti, lo hanno detto, di avere un presidio del genere, perché noi abbiamo 511 organizzazioni di protezione civile. Ci sono quelle più grandi che fanno un altro mestiere, ma sono fondamentali i presidi locali, che sono più piccoli come numero, ma sono fondamentali. Lo abbiamo visto con Vaia. Se con Vaia non ci fossero stati i presidi locali, i soccorritori esterni non riuscivano ad arrivare. Dopo 24 ore io non sono riuscito col fuoristrada a superare Caprile, anzi Alleghe sono arrivato, e quindi Rocca Pietro, Colla Santa Lucia, tutti quei paesi là, se non avevano i volontari locali, poi non importa il colore della divisa, c'è il soccorso alpino, c'è l'antincendio boschivo, non importa, ma il presidio locale è fondamentale per la prima risposta ai cittadini. Ovviamente poi ci sono le specializzazioni. Voi insomma sull'antincendio boschivo so che siete, come dire, un riferimento, a parte che anche formalmente siete riferimento per la zona, però siete un riferimento, diciamo una struttura a cui possiamo fare riferimento in tranquillità, sapendo di lavorare con persone che sanno fare il loro mestiere. Scusate se sono andato un po' lungo, però alcuni ragionamenti io ci tenevo a farli, perché ogni volta che vado a Roma e che tutti ascoltano quello che dice il Veneto, è giusto che poi dopo io lo riferisca anche ai volontari della protezione civile del Veneto, se non mi pare doveroso. Per cui veramente grazie, fatene buon uso, so che ne farete buon uso, noi speriamo sempre che non sia mai usato, ma sappiamo che purtroppo capita che sia richiesto, e quindi quando serve sappiamo di poter avere un mezzo nuovo, ma se non ci foste voi a gestirlo e a utilizzarlo, ovviamente il mezzo a ben poco servirebbe, per cui grazie veramente.